Stamattina alle 5:30 ho sentito una grande esplosione e uscendo ho visto il signore che stava camminando e che chiedeva aiuto, sì, che urlava. Noi l'abbiamo rassicurato dicendogli che stava arrivando l'ambulanza, i carabinieri e tutto. Quindi verso le 5:40 sono arrivati i soccorsi. Poteva andare in maniera peggiore per Giannino Cattà, il 78enne di Musile di Piave che ha rischiato di perdere la vita in un'esplosione. Ha lasciato il fuoco acceso, probabilmente dopo che aveva cucinato, poi il fuoco si è spento stamattina, però ha continuato a fuoriuscire il gas. Stamattina poi quando ha acceso di nuovo il fornello probabilmente per farsi un caffè è scoppiato tutto. I frammenti hanno raggiunto anche le abitazioni vicine, come raccontano i testimoni. Tanto forte è stato lo scoppio, con vetri arrivati fino alla strada, comprese alcune auto parcheggiate. Poi l'arrivo dei soccorsi che hanno trasferito l'anziano con l'elicottero al centro Grandi Ustionati di Padova, mentre l'area antistante l'abitazione è stata transennata per ripulire. Cattai, che non è in pericolo di vita, vive solo. La nipote risiede nell'altra porzione di casa. Il sindaco però raccomanda. Speriamo che possa stare meglio, in ogni caso raccomando sempre un po' di attenzione perché poi lui è stato miracolato, però non sempre va così e quindi insomma un po' di attenzione soprattutto sull'utilizzo degli elettrodomestici che possono causare fuoco.